Vado? Via. Entrate. Due momenti con un unico obiettivo, il lavoro. Al centro di San Salvatore di Cogorno l'incontro tra diversi enti istituzionali per promuovere luoghi e corsi che possano aprire una speranza lavorativa per chi è in cerca di occupazione. Il primo riguarda l'inaugurazione dello sportello lavoro dove si incontrano domanda e offerta. Chiaramente è uno spazio che noi mettiamo a disposizione anche per le aziende perché è fondamentale il collegamento rispetto al mercato del lavoro con loro per raccogliere tutto quello che sono gli aspetti dei fabbisogni, così come mettere insieme quelle che sono le aspettative, i talenti dei ragazzi e anche degli adulti che magari si trovano nella necessità di riconvertire la propria professionalità in ragione magari della perdita di lavoro. Nello stesso contesto sono stati presentati due corsi che propongono un percorso integrato per l'inserimento di giovani disoccupati e inoccupati. Il primo, il corso per capibarca per Fincantieri, in cui il percorso verrà realizzato qui presso le nostre strutture ed in parte proprio direttamente da Fincantieri, e l'altro corso sull'automazione, progettazione e automazione industriale, che è l'altro percorso dove abbiamo il coinvolgimento di diverse aziende che sono state, come dire, disponibili sia nella fase di analisi del fabbisogno ma nella stessa progettazione. Il villaggio del ragazzo si pone come ente di raccordo tra le diverse forze in campo nel progetto finanziato da Regione Liguria. Questo è un progetto che viene finanziato da Regione Liguria all'interno del bando Formarsi per competere, che è un bando regionale finanziato col Fondo Sociale Europeo ed è il bando che ha creato questa opportunità concreta per i giovani e per le aziende che avevano bisogno di certe competenze, ma soprattutto per i giovani di avere una reale opportunità, questo ci tengo a sottolinearlo, di inserimento lavorativo.